martedì 4 novembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. Cominciamo subito con le notizie. C'è un'ultima ora a Catania. La Polizia di Stato ha denunciato i titolari di 2 scuderie del Messinese per aver organizzato lo scorso ottobre una corsa clandestina di cavalli a Camporotondo Etneo. Adelaide Barbagallo. Cavalli circondati da scooter di grossa cilindrata che suonano all'impazzata e frustati per spingerli a correre alla massima velocità, tanto che uno è rimasto ferito. La gara clandestina che vediamo in questo video è stata organizzata a Camporotondo Etneo, in provincia di Catania, da 2 fantini messinesi che, sentendosi il fiato sul collo, le indagini avviate dalla polizia con perquisizioni di stalle e scuderie stavano stringendo il cerchio sui 2, si sono presentati spontaneamente con i rispettivi cavalli e calessi. L'analisi del video, che è stato girato a alcuni spettatori durante la corsa, ha permesso alla squadra a cavallo della polizia di accertare la provenienza degli equini. Si tratta di 2 purosangue inglesi di 5 e 10 anni, valgono intorno ai 15.000 euro, uno francese e l'altro italiano. Entrambi sono cosiddetti scarti di pista, ovvero quando il cavallo non raggiunge i tempi utili per gareggiare in pista viene venduto alle scuderie del territorio italiano ed estero, a volte coinvolto in gare clandestine. Le gare vengono organizzate per corse in salita e in pianura per coprire una distanza che va dai 1.000 ai 2.000 metri. Adesso invece torniamo ad occuparci dell'omicidio avvenuto a Capizzi nel Messinese. C'è la testimonianza di quello che sarebbe dovuto essere, sarebbe dovuta essere la vittima predestinata dell'agguato che poi è costato la vita al sedicenne Giuseppe Di Dio. Ma cerchiamo di capire che cosa effettivamente è successo e come mai si è arrivato a questo delitto. Rimangano in carcere a vita, a dirlo il ragazzo che era il vero bersaglio della sparatoria a Capizzi nel Messinese, costata la vita a Giuseppe Di Dio, un ragazzo di 16 anni morto per sbaglio. Il 12 ottobre, spiega la mancata vittima al TG1, abbiamo avuto una lite, hanno preso la mia auto a pedate, avevano questa fissazione che mi dovevano sparare. 2 settimane prima, rivela, ero stato minacciato da Giacomo e Mario Frasconai, 2 fratelli fermati col padre Antonio per l'omicidio davanti alla sua abitazione. Mi hanno detto solo ricorda, vieni al cancello, ma non sono andato perché sapevo che avevano questa pistola. Alla domanda se ci pensa che poteva essere lui al posto di Giuseppe, il vero obiettivo della sparatoria, dice sì, e mi dispiace tantissimo per la famiglia, ora mi sento più al sicuro. Le indagini intanto proseguono. I carabinieri del comando provinciale di Messina stanno interrogando le persone che sabato sera erano davanti al bar di Capizzi dove è avvenuta la sparatoria. La procura di Enna ha chiesto al GIP la convalida del fermo di Giacomo Frasconà, 20 anni, che ha sparato con una pistola illegalmente detenuta, e del fratello Mario, 18 anni, e del padre Antonio, 48 anni, che lo hanno accompagnato al bar. Il ritorno a scuola per i compagni di classe di Giuseppe, che frequentava l'istituto alberghiero di Troina, è stato traumatico. È un dolore che non potrà mai essere alleviato, un ricordo che resterà sempre con noi. Era un ragazzo, secondo me, splendido con tutti, scherzoso, sorridente. Questa giovane vita stroncata ha privato tutti noi veramente di una parte di noi, della sua presenza fisica e del suo affetto. Giuseppe sognava di fare il pizzaiolo ed ogni giorno avanti e indietro, attraversando i Nebrodi, macinava 28 chilometri per frequentare la scuola. Sul suo banco fiori e un orsacchiotto. Per il giorno dei funerali il sindaco di Capizzi ha annunciato il lutto cittadino. E adesso andiamo a leggere dai quotidiani quali sono le ultime novità di questo grave delitto. Beh, sicuramente la novità principale, Angelo, è appunto quella che sentivamo anche nel servizio, cioè questo ragazzo che dice volevano ammazzare me. Lo vediamo in apertura del Giornale di Sicilia. Leggiamo svolta sul caso del sedicenne ucciso per errore a Capizzi, parla il vero bersaglio. Individuato dagli inquirenti, il vero bersaglio dell'agguato, che poi ha accettato di parlare con i giornalisti. Il 12 ottobre ha detto abbiamo avuto una lite, hanno preso la mia auto a pedate, avevano questa fissazione che mi dovevano sparare. Ha raccontato appunto quest'uomo al TG1, sfuggito alla sparatoria in cui invece è morto questo ragazzino di soli 16 anni ed è rimasto ferito un 22enne. 2 settimane prima, ha rivelato, era stato minacciato da Giacomo e Mario Frasconai, 2 fratelli fermati con il padre Antonio per l'omicidio davanti alla sua abitazione. Mi hanno detto appunto vieni al cancello, ma come abbiamo sentito lui non c'è andato perché sapeva che avevano una pistola.
E poi a Troina, lutto a scuola, Giuseppe, indimenticabile, doloroso ritorno nelle classi al Majorana, era sempre sorridente. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica Palermo, che titola così: la strage dei ragazzi, l'emergenza violenza. Dall'inizio dell'anno in Sicilia 8 giovani morti per mano di coetanei. Parla poi il 21enne, appunto, che era il vero obiettivo del killer di Capizzi. Denunciai che voleva spararmi. Andiamo a vedere all'interno questo approfondimento che fa oggi Repubblica, e scrive: giovani che odiano i giovani, 8 vittime in 10 mesi. Troppe armi tra i teenager, dal femminicidio di Sara Campanella alla strage di Monreale fino al delitto dell'Olivella. L'assassinio di Diddio è l'ultimo caso di un'escalation di violenza nell'isola. Allora vediamoli chi sono questi 8 giovani che hanno perso la vita nel 2025. Intanto Paolo Taormina è l'ultimo ucciso a 21 anni l'11 ottobre scorso mentre ha tentato di sedare una rissa davanti al suo locale di piazza Spinuzza a Palermo. Il killer è Gaetano Maranzano. E poi c'è Massimo Pirozzo, ucciso a 26 anni il 27 aprile scorso a Monreale durante una festa in piazza assieme ai suoi 2 amici. 3 ragazzi sono stati arrestati per questa strage. Allora vediamo chi sono le altre 2 vittime: Salvatore Turdo, e poi andiamo a vedere anche sull'altra pagina Andrea Miceli, di 26 anni. Ma prima ancora c'era stata Sara Campanella, studentessa 23enne dell'Università di Messina, ma originaria di Palermo, uccisa il 31 marzo scorso in strada da un compagno di corso, Stefano Argentino, che poi si è tolto la vita in carcere. E ancora prima c'è stato Francesco Castiglione, assassinato a 21 anni il 9 gennaio scorso in piazza Palestro a Catania con un colpo di pistola dall'ex compagno 20enne della sua ragazza. E poi la prima vittima di quest'anno, Nicolas Lucifora, coltellato e ucciso a 17 anni in una delle zone più centrali di Francofonte, siamo nel siracusano, da una 22enne durante una lite scoppiata per motivi banali. Quindi vediamo vittime giovani, ma assassini anche altrettanto giovani, un fenomeno dilagante che poi approfondiremo anche con la rassegna stampa nazionale, perché ci sono stati altri casi, non solo ovviamente questo fenomeno riguarda la Sicilia, ma riguarda tutto il nostro paese. Intanto torniamo a Capizzi, parla appunto questo 20enne che dice: volevano sparare a me, li avevo già denunciati. Parla anche la madre del killer, che chiede scusa domani. Intanto l'udienza di convalida del fermo chiesto dai PM di Enna. Vediamo ancora un'ultima pagina, vediamo la Sicilia di oggi. Capizzi, la confessione dell'omicida, la mia famiglia non c'entra nulla. La reazione dopo una lite tra l'assassino e un giovane che lo ha denunciato. Quindi bisogna ancora capire realmente la posizione del padre e del fratello di questo ragazzo che ha ucciso, che ha fatto fuoco contro Giuseppe Diddio per errore. Intanto li vediamo i 2 protagonisti di questa tragica storia, la vittima a sinistra e poi l'indagato, che sembra un ragazzino, insomma un coetaneo, ha qualche anno in più, ma insomma 2 ragazzini normalissimi che siamo abituati a vedere tutti i giorni, insomma tra scuola o per le strade delle nostre città. E adesso siamo allo Zen, perché c'è stato un altro blitz nel quartiere di Palermo. I carabinieri hanno scoperto un laboratorio artigianale per la fabbricazione di munizioni. Ci sono stati anche 3 arresti tra gli spacciatori. Vediamo questo servizio. Un altro blitz nel quartiere Zen, il terzo nelle ultime settimane dopo l'omicidio di Paolo Taormina. Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno messo sotto torchio il quartiere alla ricerca di armi e droga, e i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio laboratorio artigianale per la fabbricazione di munizioni, al cui interno sono stati sequestrati a carico di ignoti 2 pistole a salve modificate con potenziale offensivo, strumenti per la fabbricazione di colpi d'arma da fuoco e un manuale illustrativo per la relativa produzione
artigianale. Ma non solo, nel corso dei controlli sono stati rinvenuti motocicli rubati e restituiti ai legittimi proprietari e poi denunce per furto di energia elettrica, 5 persone denunciate all'autorità giudiziaria per occupazione abusiva di immobile. Questa mattina nel corso di Buongiorno Sicilia l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli ha commentato così il nuovo blitz allo Zen. La presenza dello Stato dal punto di vista del controllo è importante. Noi abbiamo visto che anche pochi giorni fa è stato beccato un altro minorenne con un'arma, girano troppe armi all'interno dei nostri territori e quindi siamo molto contenti delle attività chiaramente di repressione che ci sono sul territorio. Dall'altro lato, come amministrazione, abbiamo una forte concentrazione invece sul tema della fragilità sociale ed educativa che all'interno delle nostre periferie è dilagante, che si è accumulata in questi anni e che probabilmente crea delinquenza e marginalità. E adesso ritorniamo di nuovo da Emanuela ai quotidiani regionali e torniamo a questo blitz che è uno dei tanti che si stanno susseguendo in queste settimane. Sì, diciamo che è una notizia che si ricollega a quello che dicevamo prima, perché lo Zen è diventata ufficialmente zona rossa dopo l'omicidio di Paolo Taormina, appunto uno dei giovani che ha perso la vita in questa escalation di violenze che abbiamo visto soprattutto quest'anno in Sicilia. Allora Zen ancora sotto assedio, siamo sulla pagina della Sicilia, terzo blitz dopo l'omicidio. Arresti e sequestri, trovato un laboratorio di munizioni, ma abbiamo sentito sono stati arrestati anche dei pusher, quindi anche stavolta la caccia non è andata a vuoto, leggiamo, anche se apparentemente non è stato trovato nulla di sconvolgente, le solite armi modificate, droga, mezzi rubati e contatori manomessi per il furto di energia elettrica. Poi andiamo a vedere anche sul giornale di Sicilia, ecco, in prima pagina vediamo qui la notizia, blitz allo Zen, forse la scoperta più importante è questa, un laboratorio appunto per le armi dove venivano fabbricate munizioni, venivano anche modificate le pistole a salve e fabbricate appunto munizioni, trovata droga. Sì, adesso siamo invece a Catania, da ex collaboratore di giustizia a capo banda. È stato arrestato Angelo Mascali, che era un ex affiliato al clan Santa Paola Ercolano. Con lui in manetta anche 4 complici specializzati in rapine violente agli autotrasportatori. Un ex collaboratore di giustizia, in passato affiliato alla famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano, a capo di una banda di rapinatori, specializzata in rapine violente ai danni di autotrasportatori. Sono le accuse degli investigatori che hanno arrestato alle prime luci dell'alba il capobanda Angelo Mascali e altre 4 persone. Mascali, pentito nel 1998, a cui nel 2023 è stato revocato il programma di protezione per nuove condotte delittuose, secondo la procura aveva messo in piedi una banda costituita da suoi familiari, specializzata in rapine violente ai danni di autotrasportatori attivi nel recupero e commercio di rottami ferrosi. Le intercettazioni degli investigatori hanno documentato 2 episodi. Nel primo, l'autista sarebbe stato rapinato, aggredito con violenza e minacciato gravemente da 4 dei 5 presunti complici e colpito alla testa e al volto con il calcio di una pistola. Nel secondo episodio, l'autotrasportatore, invitato dalla banda a presentarsi nell'azienda per ottenere un pagamento dovuto, verrà successivamente derubato e minacciato di morte da Angelo Mascali. Per lui e per altri 4 complici la procura ha chiesto e ottenuto l'arresto con l'accusa di rapina aggravata e porto illegale di armi. E adesso cerchiamo di capire cosa sta succedendo, insomma, stavolta siamo a Catania, però mi pare che le notizie arrivano da tutta la Sicilia. Sì. Abbiamo sentito prima la denuncia dei Fantini, poi ci siamo occupati dei gravi fatti che legano i minorenni, adesso c'è un ex pentito che diventa capobanda. Che poi appunto proprio il tema della sicurezza oggi viene particolarmente attenzionato, perché è uscita anche una classifica stilata dal Sole 24 Ore proprio sulle città meno sicure, e Catania e Palermo risultano tra le più insicure a livello nazionale, quindi con delle posizioni molto alte in classifica. Ma intanto torniamo a questa notizia, vediamo da killer spietato a collaboratore e ora promotore di diversi
raid. In manette Angelo Mascali, già ai vertici di Cosa Nostra catanese, con altri 4 autori di colpi ad autotrasportatori. Da killer della mafia, come dicevamo, con dei ruoli apicali nel clan Santa Paola Ercolano, poi divenne un collaboratore di giustizia, però poi c'è stato un ripensamento ed è ritornato al crimine, ma questa volta come organizzatore di rapine appunto ad autotrasportatori. Lui è Angelo Mascali, che vediamo appunto in questa foto, l'ex pentito, vediamo il profilo che fece sfumare il golpe per spodestare Nitto. C'è anche questo retroscena. Angelo Mascali è un assassino, leggiamo, e tra i più spietati. Sono raccapriccianti i verbali depositati nel processo Orione, in cui racconta i dettagli dell'omicidio di Massimiliano Vinciguerra. Insomma, oggi c'è una pagina intera dedicata proprio a questa operazione, ma anche a questa figura che faceva parte appunto del clan mafioso Santa Paola e che poi si era pentito formalmente, ma diciamo poi nella sostanza non più di tanto. Abbiamo il tempo per vedere ancora un servizio che ci riporta, anzi ci fa stare sempre sulla città di Catania, perché sono state, diciamo, ieri è stata un'operazione della polizia locale con multe per gli automobilisti indisciplinati. Siamo praticamente nei pressi del pronto soccorso del Garibaldi Centro. Sentiamo, vediamo. Traffica e carro attrezzi in azione, è scattata l'offensiva della Polizia Municipale di Catania per liberare l'ingresso del pronto soccorso del Garibaldi Centro da decine di auto in sosta vietata. Un'emergenza nell'emergenza segnalata più volte dai vertici dell'ospedale, visto che parcheggio selvaggio non poteva essere più tollerato in via Filzi. Lunedì scorso, giorno del mercato rionale, avevamo denunciato anche noi l'insostenibile situazione ed oggi prendiamo atto di essere stati ascoltati. In azione il carro attrezzi per rimuovere quest'auto all'altezza dell'intersezione e a ridosso della fermata AMTS. Una trentina di verbali elevati e parvenza di normalità finalmente in via Filzi. L'ottimo lavoro che stanno facendo oggi i vigili urbani è in questa direzione. Si sente una sirena, segno evidente che le ambulanze devono avere un percorso libero per arrivare all'ospedale. Assolutamente sì, è chiaro che la presenza del personale dei vigili urbani nell'arco dei giorni, ovviamente se sarà presente, darà continuità a un divieto che deve essere rispettato da tutti quanti noi. Sotto il cartello di divieto di sosta e fermata sarebbe però opportuno cancellare il blu delle strisce, dal momento che l'area in questione non è a pagamento da diverso tempo. Torniamo adesso a leggere i quotidiani, magari vediamo le prime pagine e altre notizie ovviamente che compaiono oggi sui quotidiani in edicola, quelli regionali. Partiamo dalla prima pagina della Sicilia, vediamo in apertura la notizia di cui parlavamo prima, Angelo, cioè questa classifica stilata dal Sole 24 Ore sui reati di strada. L'allarme nelle città. Catania e Palermo sono le capitali siciliane. Il podio siciliano per i reati denunciati secondo la graduatoria appunto del quotidiano, occupato da Catania e Palermo, che sono al 23° e 24° posto. E poi c'è anche Milano che è in testa alla classifica. Ieri una donna è stata accoltellata alle spalle appunto nel capoluogo lombardo, un video che incastra l'aggressore. Vediamo altre notizie. A Trapani, statua a 40 anni dalla strage di Pizzolungo, che brucia ancora. Il rottame dell'auto finisce in piazza e diventa un'opera. Andiamo a vedere all'interno della Sicilia, quindi reati di strada e allarme. Le due capitali siciliane sono Catania e Palermo. Sulla classifica pubblicata dal Sole 24 Ore pesano i dati forniti dal Viminale sulle denunce presentate però nell'anno precedente, quindi ci riferiamo al 2024. Staremo a vedere l'anno prossimo invece cosa uscirà fuori con i dati che appunto di cui abbiamo parlato fino a poco fa per quanto riguarda il 2025. Invece Enna è il paradiso dell'isola, è proprio quasi fanalino di coda di questa classifica, quindi è una delle città diciamo più sicure. Andiamo a vedere la prima pagina di Catania, questa notizia: Fiera dei Morti
e aeroporto, polemiche di fuoco. Non si spengono le polemiche dopo il caos vissuto domenica, giorno della commemorazione dei defunti, durante la quale appunto era stata allestita la fiera dei morti, e quindi tutto il traffico è andato in tilt nella zona dell'aeroporto, con gente che ha anche perso l'aereo. Allora andiamo a vedere appunto questa pagina: Fiera dei morti, caos e disastro annunciato, decaudo della CGIL e Bonaccorso PD, prendono di mira gli organizzatori e chi ha rilasciato le autorizzazioni per allestire appunto la fiera in questa area. Adesso interrogazione in consiglio, ci auguriamo che il primo cittadino venga a chiarire ogni cosa. E a proposito del primo cittadino, eccolo qui, Enrico Trantino, che dice: quest'area non è idonea, ma nulla da dire alla polizia locale. Comunque dovrebbe traslocare presto la Fiera dei Morti, ecco, poi magari alla luce anche di quanto accaduto quest'anno è verosimile che non ci saranno ripensamenti su questa scelta. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Palermo. Comune, ora è allarme rosso. Il ragioniere generale e i dirigenti, troppi ritardi, pericolo conti. E poi vediamo anche questa notizia nel taglio basso: nel giorno delle forze armate, oggi la città si spacca in due sul villaggio della pace. Incidente in via Daita, perde la vita un ciclista. La tragedia avvenuta ieri: un ciclista di 77 anni è morto. Giuseppe Gargano, questo è il nome della vittima, proveniva da via Archimede, però ha improvvisamente svoltato in controsenso e si è scontrato con un giovane in sella ad uno scooter elettrico. Vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud, apertura dedicata alla strage di Capizzi, o meglio poteva essere una strage, scrive la Gazzetta del Sud. Il killer che ha ucciso il sedicenne era stato già denunciato, e poi parla questo giovane che invece lo ha disarmato, appunto evitando la strage. Vediamo la prima pagina di Palermo, abbiamo già visto l'apertura, la strage dei ragazzi. Titola e poi questa notizia: record di sfratti sull'isola, scure del governo. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Quindi all'interno l'allarme degli inquilini, gli effetti del decreto sul tavolo di Palazzo Chigi nell'isola, 2000 intimazioni l'anno. Il Sonia dice: così si colpiscono i più fragili. Ne parleremo stamattina del nuovo disegno di legge, parleremo proprio fra pochissimo di questo tema, quello dell'emergenza abitativa. Sì, e soprattutto di questa facilità adesso di sfrattare appunto inquilini morosi rispetto magari al passato, quando passavano anche diversi anni. Poi il giornale di Sicilia, abbiamo visto le principali notizie, ma vediamo anche qui questa notizia: scontro tra bici e scooter, appunto deceduto l'anziano ciclista, e qui la foto in prima pagina di questa tragedia nella quale ha perso la vita un uomo di 77 anni. Bene, grazie ad Emanuela. Fra poco torniamo da te per vedere invece i quotidiani nazionali con le notizie che riguardano certamente il nostro paese, ma anche i fatti internazionali, ce ne sono tanti. Adesso però, prima di fermarci, diamo uno sguardo al traffico. Siamo in via Vincenzo Giuffrida a Catania, il traffico dell'ora di punta, in entrata e in uscita la situazione è sicuramente migliore, decisamente più fluida, ecco, mettiamola così. Adesso invece andiamo a vedere, anzi non vedere, l'Etna, perché oggi il cielo è particolarmente nuvoloso e quindi ci impedisce di Usiamo ammirare. l'immaginazione. Assolutamente, immaginiamo che ci sia l'Etna dietro quelle nuvole. Vediamo se riusciamo a vedere l'Etna da Taormina. Intravediamo qualcosa, però anche qui è difficile, il cielo sembra piuttosto, diciamo, non dico uggioso, però insomma le nuvole ci sono, e come nella giornata di oggi. Fra poco di nuovo insieme per la rassegna stampa nazionale. A fra pochissimo. Siamo
Siamo di nuovo insieme per Buongiorno Sicilia. Adesso, come annunciato, ci sono i quotidiani, quelli nazionali, da andare a leggere assieme ad Emanuela Corsi. Ripartiamo, vedo nei monitor, dalla Corriere. Adesso ho tutto schermo anche sull'Edwall alle tue spalle. C'è evidentemente questa notizia che ieri ha sconvolto un po' tutti, del crollo di una torre a Roma, ma soprattutto, insomma, le reazioni internazionali fanno pensare, fanno riflettere, quelle che arrivano da Mosca. Sì, Mosca è totalmente fuori controllo, insomma, la comunicazione del Cremlino, perché sfrutta una tragedia italiana per attaccare appunto l'Italia e la sua posizione nei confronti della guerra in Ucraina. Intanto torniamo alla notizia, crollo ai fori. Mosca insulta, a Roma cede una parte della torre dei conti, muore un operaio che è stato estratto dopo 11 ore, salvi gli altri 3. Si era sperato fino all'ultimo per questo operaio che era rimasto sotto le macerie, tra l'altro riusciva a comunicare anche con i soccorritori, però poi una volta tratto in salvo invece è morto in ospedale. E torniamo poi, diciamo, a questa polemica. Mosca insulta, le accuse russe, sprecate i soldi per Kiev, e quindi poi accadono queste cose. In buona sostanza pensate di più diciamo, alla manutenzione, ecco, del vostro paese. La Farnesina replica parole squallide. Poi vediamo altre notizie, andiamo all'estero. Trump, si parla di Trump per due motivi. Intanto la sfida adesso è a Maduro, il caso Venezuela, Maduro che ha i giorni contati secondo Trump, e poi a New York oggi si vota per eleggere il nuovo sindaco, code ai seggi, effetto Mamdani, che è il candidato progressista contro il quale Trump ha espresso delle parole poco lusinghiere. Ha detto: se dovesse vincere, New York non vedrà un dollaro praticamente da parte della presidenza degli Stati Uniti. Andiamo a vedere in Italia invece la cronaca. Oggi c'è tanta cronaca sui quotidiani. Accoltellata alle spalle, shock in centro a Milano, un gesto senza movente. Questa è la cosa ancora più raccapricciante. Grave, una donna di 43 anni, fermato l'uomo che vediamo in questa foto, si chiama Vincenzo Lanni, di 59 anni. L'aggressore era appena uscito da una comunità e aveva già colpito. Andiamo a vedere all'interno del Corriere della Sera. Intanto questo doppio crollo ai fori imperiali, muore appunto l'operaio estratto dopo ore, la Torre dei Conti cede durante i restauri, salvi gli altri 3 operai travolti, indagine adesso per disastro. Questa torre è un monumento medievale di cui parlava anche il Petrarca, ma andiamo a vedere la storia appunto di questi lavori che erano partiti già dagli anni 30. La sovrintendenza però ha detto a giugno era tutto ok. Ora ovviamente ci sono varie ipotesi su questo cedimento. Intanto si vede la struttura com'era, ecco come appariva prima degli ultimi interventi di ristrutturazione. E prima ovviamente di questo crollo, la Torre dei Conti. E poi qua vediamo appunto questi interventi, questo cantiere costato la vita ad un operaio. La Torre dei Conti, dove si è verificato il crollo, era chiusa dal 2007, erano stati avviati lavori di consolidamento e restauro per i quali era stato stanziato uno dei finanziamenti più consistenti previsti dal PNRR, dal nome Caput Mundi. L'intervento per il recupero della Torre dei Conti era stato già avviato. Il progetto prevede opere di consolidamento statico e restauro conservativo per un importo complessivo di 6.900.000 euro appunto stanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In questa fase era in corso il primo stralcio dei lavori che sono stati avviati lo scorso mese di giugno. L'intervento, per un importo di 400.000 euro, è finalizzato alla bonifica dall'amianto e ai lavori preliminari. Però poi abbiamo visto appunto il crollo che è costato la vita ad un operaio che stava lavorando. Ma andiamo a vedere un'altra notizia
che abbiamo richiamata in prima pagina. Questo agguato a Milano, grave una manager che è stata accoltellata. Terrore nel cuore di Milano, un fermo, l'uomo aveva già colpito. Aggressione in piazza Gae Aulenti, la fuga, poi la svolta. Parla il sindaco Sala che dice inaccettabile. Qui vediamo appunto un frame di questa aggressione. L'uomo si è avvicinato di spalle a questa donna che stava camminando diretta al lavoro, quindi una situazione normalissima in pieno centro a Milano, una donna che si reca al lavoro e che viene invece accoltellata al fianco e mattina in una piazza Gae Aulenti affollata. Lei si volta, ma l'uomo si è già girato, le dà le spalle e si allontana da dove è venuto. La donna fa qualche passo, cade a terra con il coltello che resta ancora conficcato nel fianco. Una passante prende il cellulare della vittima e su sua indicazione chiama il marito che si precipita in bici e la trova a terra. Il 118 porta la donna al Niguarda. La sorella gemella dell'aggressore vede le immagini diffuse dai carabinieri e avverte il 112, quindi è stata la sorella appunto di questo aggressore a dare l'allarme. Vincenzo Lanni viene fermato e poi il racconto come un film, ero con lei fino a 2 minuti prima, l'ho raggiunta e mi ha detto solo è un pazzo, queste le parole del marito. Aveva ancora la lama infilzata nella schiena. Le prossime ore sono decisive per questa donna che potrebbe rischiare la vita. Poi andiamo a vedere altre notizie. Più che questa, Angelo, volevo farvi vedere invece questa che è Questa veramente è un'altra storia incredibile che coinvolge sempre minorenni e addirittura ragazzini di 15 anni. Raccapricciante, soprattutto perché la vittima era anche un disabile, quindi l'orrore nell'orrore. La notte degli orrori, scrive appunto il Corriere, e la denuncia. Il 15enne dice io seviziato dai bulli. Questa notizia arriva dal Piemonte, Moncalieri, sequestrato e torturato ad Halloween, 3 indagati. Uno era un suo ex compagno che lo ha adescato, gli ha detto vieni insomma per passare una serata con noi. Questo ragazzino si è fidato. Doveva andare a casa dei nonni invece. Doveva andare a casa dei nonni, invece è stato portato in questa casa dove è stato chiuso dentro un bagno, è stato seviziato, gli hanno spento anche delle sigarette addosso, lo hanno rasato per sintetizzare la storia e poi lo hanno costretto a spogliarsi e a gettarsi nel fiume gelido in piena notte. Quindi, e poi è stato liberato, ovviamente gli hanno sequestrato anche i cellulari in maniera tale che non potesse chiamare soccorsi nessuno, hanno bloccato i numeri dei familiari, quindi cioè pianificato veramente in ogni dettaglio, che provavano a rintracciarlo perché ovviamente sapevano che doveva recarsi dai nonni. È stato liberato soltanto la mattina successiva verso l'1, quindi all'ora di pranzo, dopo una nottata di terrore. Ma la cosa ancora più raccapricciante è che tra questi bulli, chiamiamoli così anche se forse è un termine galante, c'era anche una ragazzina, una 15enne anche lei. Andiamo a vedere la Messaggero. Affitti e sfratti, nuove norme, parliamo di manovra finanziaria, l'ipotesi di un'imposta al 23% sulle locazioni brevi. Inizialmente si parlava dell'imposta al 26%, ma dopo un intervento di Forza Italia, insomma, pare che si possa ridimensionare la percentuale di tasse da pagare appunto sugli affitti brevi, sgravi sui contratti lunghi e poi inquilini morosi via in 10 giorni. Dipendenti comunali, c'è l'ok ad aumenti e settimana corta. Andiamo a vedere appunto queste misure della legge di bilancio. Affitti brevi, ipotesi, tassa al 23% e poi incentivi ai contratti più lunghi. Le associazioni dei proprietari contestano l'aumento ovviamente del prelievo. Partiti al lavoro su una mediazione. Noi Moderati propone di favorire le locazioni durature, riducendo così la cedolare secca dal 21% al 15% per ovviare ad un problema che non ci sono più appunto immobili
immobili che vengono locati per lungo termine. Tanti preferiscono l'affitto breve perché sembra anche quello più sicuro, proprio per il discorso degli sfratti. Purtroppo mandare via un inquilino moroso fino a qualche tempo fa era veramente un'odissea per il proprietario di casa. E allora vediamo, a proposito di questo, cosa sta studiando il governo: sfratti ai morosi in 10 giorni e senza il preavviso. Stretta anche sugli abusivi la riforma del governo per sbloccare appunto il mercato immobiliare e quindi incentivare anche i proprietari di immobili ad affittare gli appartamenti, le case. Tempi certi per l'esecuzione delle ingiunzioni, la Lega sgomberi anche per seconde e terze case. Qui ci sono anche alcuni numeri: 40.158 i provvedimenti di sfratto in Italia emessi nel 2024, l'80% sono sfratti per morosità. In realtà sono soltanto 21.337 poi gli sfratti realmente eseguiti. E c'è anche una testimonianza, l'odissea per riavere la propria casa. Parla appunto una persona che aveva un inquilino moroso: per tutelarmi ora ne ho fatto appunto una B&B. Questa è la scelta di tanti, purtroppo, che optano per il B&B o la casa vacanze piuttosto che dare appunto una casa in affitto ad una famiglia e via dicendo. Grazie Emanuela, con te ci ritroviamo più avanti. Adesso ci fermiamo, una brevissima sosta e poi torniamo con i primi ospiti della nostra mattinata qui a Buongiorno Sicilia. Buongiorno ancora, bentrovati a Buongiorno Sicilia. Do il benvenuto a Giorgia D'Enrico, buongiorno. Buongiorno a voi. Che è la direttrice delle relazioni istituzionali di Save the Children. Avete capito, parlando di Save the Children, parliamo di infanzia, parliamo di minori. Fra poco, in mattinata, verranno resi noti, diciamo così, quelli che sono i risultati del Polo 1000 giorni di Catania, risultati che arrivano al termine di un percorso che è durato circa 2 anni. Sì, esatto, e siamo anche molto contenti nella giornata di oggi di poterlo presentare con il nostro donatore, che è appunto la Fondazione Nel Cuore, i nostri partner che sono l'Associazione Talita Cum e il CSI e naturalmente il Comune di Catania, che ci ha supportato dai primissimi momenti della nostra attività su questo territorio. Qual è l'obiettivo? Perché Catania in questo è tra le 6 città italiane coinvolte in questo progetto? Sì, il Polo 1000 giorni è un progetto di Save the Children che intende con delle azioni specifiche e multidisciplinari agire sulla fascia 06. Perché particolarmente quella fascia? Perché chiaramente più si investe nei cosiddetti primi 1000 giorni, che sono gli 0-3 anni dei nostri bambini e delle nostre bambine, più ci sarà la possibilità di alimentare la loro curiosità, la loro crescita. Scientificamente è provato che dal momento in cui possano avere delle vere opportunità ci potrà essere poi anche una crescita serena, una crescita con grande curiosità, una crescita anche sostenuta non solo dalle istituzioni, non solo dagli educatori, non solo da Save the Children, ma soprattutto quello che noi ci teniamo molto a fare è un rapporto con le famiglie, e il Polo 1000 giorni raccoglie proprio questo, quindi non è solo un sostegno ai bambini e alle bambine, ma in una relazione costante e continua con le famiglie. E in termini concreti? Cosa si fa per i bambini lo possiamo immaginare, ma cosa si fa per le famiglie? Allora, per le famiglie c'è proprio un sostegno di dialogo, un sostegno anche di risposte, in certi casi di aiuto ai fabbisogni, anche solo a delle informazioni che possono essere di carattere sociosanitario o comunque più di carattere pedagogico, uno scambio ed un confronto laddove ci fossero dei problemi, anche un accompagnamento con poi le istituzioni e le realtà competenti. Questo perché? Perché quello che noi crediamo, e pensiamo sia assolutamente la strada giusta per la crescita dei nostri bambini e delle nostre bambine in una visione poi di futuro, perché saranno poi gli adulti di domani, come si dice, è necessario poter creare un percorso di
coerente, quello che fanno all'interno dei nostri centri lo possano poi in qualche modo trasferire, lo possiamo anche trasferire e possiamo farci accompagnare anche dalle famiglie. Io non le chiedo di anticiparci ovviamente quelli che sono poi i dati che alle 10 stamattina insomma, renderete in maniera pubblica e farete un bilancio, immagino ci sarà anche un confronto alla fine quando si tirano le somme, no? C'è stato un lavoro di 2 anni, si tirano le somme, però ci può anticipare grosso modo che cosa è stato, fra virgolette, migliorato, se c'è qualcosa che ha avuto un progresso, ecco, mettiamola così? Beh, intanto la risposta, perché abbiamo raggiunto oltre 2000 persone in questa progettualità e soprattutto una, diciamo, risposta da parte del quartiere, un'integrazione all'interno. Quando ci riferiamo al quartiere, dove avete lavorato? Via Messina. Via Messina, ok. Via Messina, la scuola dell'infanzia Margherita. Questo è fondamentale perché la nostra presenza all'interno di un istituto scolastico, per quello prima parlavo di sostegno anche da parte di supporto del Comune di Catania, perché l'intreccio, diciamo, del mondo del privato, quindi la Fondazione Nel Cuore, i nostri partner, che sono partner che operano sul territorio. Sono delle associazioni di volontari. Talitacum, esatto, CSI, e poi ovviamente la direzione dei servizi socioeducativi e soprattutto la possibilità anche di fare rete con altre organizzazioni, quindi diventare un po' un centro di riferimento per una rete di associazioni e quindi coordinarsi anche in attività, per noi questo è un grande risultato. E vuol dire, diciamo, è un po' portare a sistema un modello in cui noi crediamo molto di trasversalità, di integrazione e di integrazione, perché da soli non possiamo farlo, soprattutto è necessario anche coordinarsi con chi conosce ovviamente il territorio, i fabbisogni del territorio, con un obiettivo comune che ovviamente è il benessere dei nostri bambini e delle nostre bambine. Senta, in questi 2 anni c'è stato anche un percorso condiviso, leggo, con 2 atenei, che sono quelli di Bologna e quello di Catania. Sì. Sono poi, diciamo, a noi proprio come metodo interessa molto arrivare poi utilizziamo anche molto degli indicatori per capire se i nostri obiettivi sono stati raggiunti e essendoci anche all'interno di Save the Children un polo ricerche, tutto il tema di quello che sono i dati e i risultati finali, diciamo, di un progetto sono per noi preziosi, ne facciamo tesoro per il futuro, perché chiaramente è un po' un pit stop. Che cosa abbiamo fatto? L'Accademia in questo senso ci supporta, ci aiuta, ci dà delle sollecitazioni o comunque delle conferme rispetto a quello che noi avevamo immaginato e valutato con i nostri partner. L'utilizzo e il lavoro comune con appunto le 2 università per noi è stato molto prezioso, perché a questo punto ci consente effettivamente di fare un bilancio e poi di proseguire nelle nostre attività. Ma per quello che è la sua, diciamo, la sua esperienza, lavorare a Catania è stato così diverso che lavorare in altre città? Cioè, voglio dire, i problemi affrontati a Catania nello specifico, in questo quartiere, sono diversi magari dai problemi che vengono portati a voi e che affrontate in una città anche del nord? Allora, diciamo che c'è molta eterogeneità nel nostro territorio e la Sicilia è una regione che ha un'offerta formativa per l'infanzia limitata rispetto al resto d'Italia, siamo dal 14% rispetto al 30%. È chiaro che questo richiede uno sforzo importante che siamo felici di fare a supporto delle istituzioni. Quindi il tema è più di carattere proprio di offerta e di capacità anche di integrare, di costruire la rete, perché siamo in una situazione, diciamo, leggermente più complessa. Insomma, proprio da un punto di vista di offerta. Il sistema scuola, almeno per la prima infanzia, va in qualche modo ampliato, rafforzato. Cioè, parliamo di asili che vanno magari devono essere presenti con un maggior numero sul territorio, e dentro questi asili ci deve essere
personale, sì, educativo anche, ma non solo quello, insomma, portare dei servizi che possano in qualche modo facilitare anche l'inserimento poi in futuro dei più piccoli. Assolutamente, perché diciamo, i posti negli asili nido in questa regione sono limitati, poterli rafforzare e poterli, diciamo, poter avere, come diceva lei, personale formato, competente, in qualche modo aiuta, poi lo dobbiamo sempre vedere poi sul futuro, certo, perché ovviamente iniziano la loro scolarizzazione da quando sono piccoli, nel nostro caso anche con la possibilità di essere motivati, di stare appunto in spazi collettivi. Il tema dello spazio per noi è fondamentale perché è sostanzialmente il terzo educatore dopo la scuola, la famiglia, come diceva Malaguzzi, cioè proprio la parte, diciamo, dello spazio, quindi l'idea di stare in spazi belli, in spazi condivisi, in spazi alla portata dei nostri bambini e delle nostre bambine, tutto questo non può che in qualche modo rafforzare la loro crescita e renderli poi degli adulti capaci, ecco, e maturi. Allora, intanto auguriamo in bocca al lupo, questo è un progetto, speriamo ce ne possano essere anche altri che possano rappresentare anche uno step successivo rispetto a quello che avete diciamo, sviluppato oggi. Qui avete preso visione e contezza di quello che è il problema, magari ce ne potrà essere un altro che affronterà direttamente il problema per risolverlo, cioè nel senso entrerà proprio, farà, che ne so, c'è una criticità, la stiamo risolvendo, la risolviamo con l'inserimento di 2 educatori in più rispetto a quelli che c'erano prima. Cioè, questo è quello, una evoluzione. Questo richiede un grande sforzo corale, però mi permetta di dire che questo polo 1000 giorni di Catania per noi è proprio un po' un modello di lavoro collettivo tra le istituzioni, il privato, la scuola, il comune, come citavo prima, i partner con i quali abbiamo lavorato, quindi noi lo prendiamo insomma come una buona pratica, è un modello anche proprio di lavoro condiviso. Allora, ci racconteranno e racconterete fra non molto tutta questa vostra esperienza nel confronto diretto, soprattutto immagino anche con le famiglie e con gli addetti ai lavori che hanno sviluppato questo progetto, e in bocca al lupo per il proseguo di questa vostra attività. Noi sappiamo che Save the Children è sempre molto attenta a quelle che sono le esigenze dei più piccoli, dei minori, insomma sono fragili davvero e quindi hanno bisogno di essere guidati, portati per mano nel loro cammino che sarà il loro futuro. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie. A Giorgia Del Rigo, che è la direttrice delle relazioni istituzionali di Save the Children. Ci dobbiamo fermare, il tempo ci incalza, fra pochissimo parleremo di altro, parleremo dell'emergenza abitativa. Restate con noi a Buongiorno Sicilia. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo. Martedì 4 novembre sulla nostra penisola vi sarà l'anticiclone delle Azzorre a garanzia di bel tempo e stabilità. Difatti la perturbazione atlantica si allontana progressivamente verso levante, permettendo un miglioramento anche sulla Sicilia, seppur parziale. Qualche addensamento di fatti persisterà sull'area tirrenica, anche sull'area sud-orientale, con locali fenomeni associati ma di poco conto. Soffierà ancora un po' di vento da nord, specie sul canale di Sicilia, mare sino ad agitato, ma poi ventilazione e moto ondoso saranno in progressiva attenuazione. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà per la giornata di mercoledì. La pressione atmosferica in aumento garantirà un miglioramento considerevole sull'isola, tornerà a splendere il sole, le temperature diurne non avranno variazioni significative, resteranno prossime ai 19-21 gradi nelle diverse zone. Ulteriori dettagli ed approfondimenti come di consueto sull'app gratuita Trebi Meteo. Allora, siamo di nuovo in studio, in diretta con Buongiorno Sicilia e ritroviamo in studio Giusy Milazzo. Buongiorno. Buongiorno, che è la segretaria regionale del SUNIA. Che cos'è il SUNIA? Il Sindacato Unitario Nazionale degli Inquilini Assegnatari. Allora, parliamo di DDL Casa, parliamo dell'emergenza abitativa, un'emergenza che è sempre, diciamo, costantemente attuale. Purtroppo sì. Quali sono in questo momento le criticità maggiori, in questo caso a Catania? Sì, beh, io
Allora, il problema abitativo e il disagio abitativo è un tema, è un problema che interessa non solo il nostro paese, non parlo di Catania, parlo dell'Italia, ma anche l'Europa, tant'è che quest'anno agli inizi del 2025 è stata eletta una commissione speciale per il disagio abitativo a livello europeo, ma la Sicilia purtroppo è in una condizione diciamo molto grave, che va oltre l'emergenza. Per noi il problema del disagio abitativo è un problema ormai strutturale. Perché? Perché l'assenza delle istituzioni e delle iniziative diciamo, da parte pubblica è veramente eclatante. Allora. Noi siamo da anni che chiediamo alla Regione di inserire nel bilancio i fondi necessari per il sostegno affitto, per la riqualificazione degli immobili pubblici, insomma potremmo andare avanti. Il tema è vasto, però questo nuovo disegno di legge ha diciamo due cardini, mettiamolo così. Sì. Quello di introdurre delle procedure più rapide per gli sgomberi, dall'altro aiuti destinati alle famiglie con i redditi più bassi. Questo, diciamo, sono due dei punti su cui ruota questo nuovo provvedimento, che in questo momento è comunque all'esame dell'Aula. Non è ancora una legge, è un disegno di legge. Sì, ancora. Però ci sono già delle indicazioni che arrivano a proposito degli sfratti. Perché chi riceve un'ordinanza di sfratto avrà 15 giorni di tempo per mettersi in regola, oppure dovrà lasciare l'alloggio. In caso di morosità o di occupazione abusiva, c'è una nuova autorità che diciamo agirà in questo senso e darà delle indicazioni ben precise. Sì. Questo è quello che è previsto, attenzione. Sì. Allora, riflettiamo un attimo sulla schizofrenia dell'attuale governo in tema abitativo. Da un lato sono anni che si parla di un piano casa, il ministro Salvini e poi la Presidente del Consiglio. Risolveremo tutto, le giovani coppie, le famiglie, i lavoratori, le lavoratrici, non c'è nulla, nulla è un annunzio. Dall'altro il governo Meloni ha eliminato il contributo affitto appena si è insediato, questo per dire. Quindi, però adesso pare che ci sia. Non c'è, nella finanziaria attuale non c'è nulla. Esame della finanziaria, della proposta di finanziaria per il 2026 non c'è un euro. Quindi ora qui abbiamo un inasprimento inaccettabile, perché noi ovviamente come Sunian non siamo diciamo favorevoli né al non pagamento dei canoni né alle occupazioni. Qui intanto parliamo di sfratti, non di sgomberi, di cui si è occupato la legge sulla sicurezza, che addirittura ne fa un reato penale fino a 7 anni di carcere. Ma tornando a questo disegno di legge, ma in ogni caso saltiamo il passaggio con la magistratura, che è un momento in cui c'è un'elaborazione anche dei motivi che hanno portato alla morosità, e dall'altro quindi acceleriamo un percorso che spesso si interessa famiglie poverissime, perché la maggior parte degli sfratti che noi abbiamo sono sfratti per morosità incolpevole, e quel minimo di sostegno che prima era previsto scarso è stato eliminato. Quindi ci chiediamo qual è il senso, la tutela della proprietà privata. Peraltro la motivazione che viene fuori nel corpo del disegno di legge, che così i proprietari sono più interessati ad affitti per lungo residenti e non per gli affitti brevi, è una motivazione veramente ridicola, perché ci sono ormai indagini approfondite sulle motivazioni e dati che ci dicono che gli affitti brevi sono molto più convenienti dal punto di vista economico, quindi l'elemento non ho la casa libera è residuale, e soprattutto
manca una regolamentazione degli affitti brevi. Qui, quindi... Allora, qui non c'è la controparte e non posso fare io l'avvocato, voglio dire, della controparte, però è chiaro che chi è proprietario e magari ha un immobile che potrebbe destinare ad altro uso o magari ad un'altra famiglia che può pagare regolarmente l'affitto si trova in difficoltà. Dall'altra parte c'è anche questa esigenza, cioè voglio dire, magari se uno pensa di poter ricavare, che ne so, 10.000 euro all'anno da questo immobile e si trova per 3 anni a non percepire quello che pensava di ricavare, certamente avrà un danno. Dall'altra parte c'è chi magari non può pagare questo affitto. Infatti il problema non è farne carico al proprietario o alla proprietaria del problema sociale o economico delle famiglie, è che lo Stato se ne deve fare carico e se ne deve fare carico preventivamente, quindi il contributo affitto. Preventivamente significa assicurare. Ma guardi, un noi minimo... chiediamo a livello europeo le case, diciamo, pubbliche, anche in housing sociale, ma sotto la gestione del pubblico, quindi con affitti sopportabili per, ovviamente, per i redditi di quello Stato. Ognuno quando magari va a affittare una casa fa una propria, fa un bilancio e dice posso permettermi questo oppure non posso. Sopportabile non dovrebbe superare il 30% del reddito familiare. Purtroppo non è così, nel senso che le famiglie a basso reddito pagano fino al 50%, voglio dire, i costi della casa superano il 50% del reddito. E questa è la situazione grave. Allora, abbiamo uno Stato disponibile, un governo, ma anche locale, Catania. Dobbiamo anche dire però che il problema degli sfratti, il problema diciamo così della difficoltà a poter riavere il possesso dell'immobile non è un problema che è nato oggi. È un problema che va avanti da decenni, cioè non è nato ieri o l'altro ieri. Sì, però quelle piccole misure messe in atto, il contributo affitto non viene fatto al momento dello sfratto, il contributo affitto era un sostegno che, previsto dal governo nazionale, delle finanziarie nazionali, che andava poi alle regioni e alle famiglie, che doveva essere una misura per aiutare a pagare gli affitti. È una sorta di cuscinetto sul mercato privato. Il contributo per la morosità incolpevole invece veniva utilizzato nel momento in cui la famiglia X era sotto sfratto. A quel punto iniziava un interessamento da parte del pubblico che prevedeva che queste risorse venissero date anche al proprietario per evitare, quindi c'era un piccolo sistema, non è che funzionava. C'era un piccolo paracadute, diciamo così. Bene, noi pensiamo, realizziamo più case pubbliche, nel senso case, non tanto le case popolari di oggi, ragioniamo case in cui i canoni un nuovo modello ed è possibile, in cui i canoni siano sopportabili per i nostri redditi. Regolamentiamo gli affitti brevi, perché è vero che il proprietario è proprietario della propria casa, e vabbè, ma noi viviamo in una società dove dire io non posso fare quello che voglio in assoluto, no? Cioè una proprietà privata ha un limite. Allora il problema è però non possiamo confiscare la proprietà privata. Ma no, nessuno pensa a questo, non l'ha mai detto. Anche quello voglio dire. Il problema è la regolamentazione, come stanno facendo a Barcellona, anche a New York, che è tutto dire. Barcellona, non solo la Spagna, ma anche a Parigi, nel senso che delle regole limitano il numero di case che possono essere messe in affitto per residenze brevi. Questo anche perché le città, se diventano città turistiche, cambiano volto e i lungoresidenti vengono espulsi, vengono sfrattati. Ma così sta succedendo, succede giorno per giorno senza paracadute. Allora, io non dirò mai bene ad un disegno di legge che mi abbrevia e soprattutto mi fa saltare passaggi fondamentali, perché nel momento in cui interviene la magistratura non significa che lo sfratto non va avanti, ma c'è un momento di dialogo in cui, come dire, vengono fuori in maniera anche ragionevole le cause. si può trovare un accordo, mettiamola così. Sì.
Allora, noi purtroppo ci dobbiamo fermare perché il nostro tempo è finito. Ho capito che insomma questo è un tema divisivo per tanti motivi, ci sono tanti punti di vista, come per ogni cosa, poi ci sono i pro e i contro, però bisogna cercare di tutelare un po' tutti. In questo senso, ma certo, ma il problema sociale non può essere sottovalutato, soprattutto nella nostra isola dove ogni giorno assistiamo a fatti veramente gravi. Molto gravi, sì. Direi così. Grazie a Giusy Milazzo per essere stata con noi, che è la segretaria regionale del SUNIA, che è il Sindacato Unitario Nazionale degli Inquilini Assegnatari. Ci fermiamo, ma per poco, perché adesso parleremo della candidatura di Catania a Capitale della Cultura per il 2028. Restate insieme a noi. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia e do il benvenuto in studio qui con me a Paolo Di Caro, buongiorno. Buongiorno. Che è il dirigente alla cultura del Comune di Catania, e poi in collegamento c'è il professore Paolo Dalla Sega, buongiorno. Buongiorno. E del team Catania 2028, adesso parliamo di Catania Capitale della Cultura, candidatura di Catania Capitale della Cultura per il 2028. Comincio da Paolo Di Caro, che in studio con me. È una sfida che prevede, diciamo, una sorta di tappe di avvicinamento. Già è stato fatto tanto, ce ne sarà una fra qualche giorno, dopodomani. Sì. A che punto siamo? Beh, intanto entro il 25 settembre è stato presentato il dossier di candidatura, il 18 dicembre la prossima tappa è quella nella quale il Ministero, a seguito della presentazione del dossier, sceglierà 10 città finaliste, e il 12 marzo ci sarà l'audizione al Ministero delle 10 città finaliste. Entro marzo si saprà quale città verrà designata come Capitale Italiana della Cultura 2028. Noi abbiamo già fatto una presentazione della candidatura nello scenario incredibile della Biblioteca Orsino Recupero della Sala Vaccarini. Giovedì c'è un altro appuntamento fondamentale, che è quello con i cosiddetti portatori di interesse, con gli stakeholder, con quelli che hanno, insieme al team di progettazione guidato dal professor Dalla Sega, con PTS Class e Melting Pro, e al Comune di Catania, condiviso il percorso che ha portato a questa candidatura, perché fondamentalmente la scelta è stata quella di farla partire dal basso, di lavorare su progetti e idee che venissero dalla città, assemblandole ovviamente all'interno di un dossier organico che poi serve a presentare la città e quello che la città può offrire dal 2028 in poi, e questa è un po' la chiave del dossier di candidatura. Allora adesso vado dal professore Dalla Sega, perché poi i contenuti, lui è un esperto da questo punto di vista, ce li ha proprio in mano, è lui che in qualche modo recepiti ovviamente i suggerimenti, ha sviluppato in parte anche il programma. Professore, è un racconto che a che cosa punta? Intrecciare arte, scienza, comunità, futuro, senza dimenticare il passato, chiaramente. In tutto questo c'è dunque la città di Catania che si candida a diventare Capitale della Cultura per il 2028. Ma l'abbiamo chiamato Catania Continua. Continua come un aggettivo e continua come verbo, come un'azione. Ovviamente, come si fa spesso, no? Nelle opere il titolo arriva per ultimo, prima si costruisce, si dialoga, si progetta, si crea assieme, poi si vede un po', no? il risultato, e il nome è l'ultima cosa, in un certo senso è la prima, perché poi diventa il titolo del dossier. Ma dal punto di vista nostro, di chi l'ha fatto, è l'ultimo passo. Continua vuol dire la rinascita della città, l'energia della città. È ovvio che ci riferiamo anche poi nel logo, che verrà svelato meglio e raccontato giovedì, ci riferiamo all'Etna, ci riferiamo al mare, ci riferiamo a una natura molto attiva, in particolare l'estate scorsa, quando fisicamente, no, tecnicamente è stato scritto questo dossier. Ci riferiamo alla voglia di esserci, di diventare più città, cioè di tenere assieme i pezzi, le tante città, le tante Catanie al plurale diverse, che in questo momento sono un po' separate, no? Possono sembrare separate dentro e fuori le mura e le porte, tanto che
uno dei luoghi simbolo è proprio la Porta Ferdinandea. E ci riferiamo infine alla voglia di guardare il mare e oltre il mare, quindi di dialogare con mondi diversi, lontani dall'altra parte appunto del Mediterraneo, di un mare che vorremmo che tornare a sentire come nostro e non come una estraneità. Ma la continuità, l'energia, come accennava, è anche nel rapporto col passato, con la memoria, con la tradizione, che non è, diciamo, non sono ceneri da custodire, non sono ceneri da adorare, ma fuoco semmai da custodire in tutta la sua energia. Quindi la musica, quindi Agatha, quindi anche miti, no? come quello di Gammaldita, cioè tutto quello che è sottoterra, ad esempio. Abbiamo tre direzioni, tre filoni, tre sguardi li abbiamo chiamati. Uno verticale, dal fondo del mare e della terra ai 3.400 metri dell'Etna, verso il cielo, con un grande ambassador come Luca Parmitano. Poi lo sguardo orizzontale, appunto, che apre orizzonti al di là del mare, e poi lo sguardo vicino, nostro, interiore, nostro come città, mi permetto di dire, nel riattivare quartieri nuovi, nel non parlare più di centro e periferie, ma di più centri, di una città plurale, di una città corale, che è proprio la città che si incontrerà giovedì prossimo alle 17 a Palazzo della Cultura, Palazzo Platamone, che a sua volta è un po' il cuore, no? Di questa nuova città della cultura. Noi abbiamo dato vita, assieme ovviamente al Comune, dal sindaco al dottor Di Caro e tutti i loro staff, a una nuova città che crede in questa candidatura e vuole fare la candidatura. La candidatura, come diceva Paolo Di Caro, è dal basso, poi è un'espressione questa un po', come dire, gerarchica. Abusata, vuol dire che, inflazionata. Vuol dire che, per capire, vuol dire che non è istituzionale, solo istituzionale anche nel senso dei grandi teatri, musei, biblioteche, archivi, sovrintendenze. È chiaro che università, tutto questo ci sta e ci deve stare, ma al 75% è frutto di una partecipazione diffusa, fatta di associazioni, organizzazioni, cittadini anche, no? Che abbiamo guidato nel corso dei mesi estivi attraverso dei tavoli di coprogettazione e una call, e il risultato è oltre un centinaio di proposte che ovviamente sono state selezionate, vagliate, ricomposte. Non voglio essere scortese, ma il nostro tempo è, diciamo, limitato. Vorrei tornare un attimo da Paolo Di Caro. Ci sono 4 principi cardine che ruotano attorno a questi 3 sguardi, anche, che sono inclusione, innovazione, sostenibilità e rigenerazione urbana. In qualche modo ha fatto riferimento anche a questo il professore Dalla Sega. Sì, in realtà con il sindaco Enrico Trantino ci siamo posti da subito il problema che non si parlasse soltanto della città che è stata, ma che fosse una candidatura proiettata al futuro. Quindi il tema dell'innovazione e della riqualificazione urbana sono centrali all'interno del dossier, come centrale è, per questo ringraziamo ovviamente i nostri consulenti Paolo, Angela e tutti quelli che hanno lavorato sul dossier, anche la verifica dei risultati della progettazione relativa alla capitale italiana della cultura. Sono di questi mesi le polemiche su altre capitali. Noi ci stiamo ponendo il problema molto tempo prima, cioè stiamo cercando di far capire che un dossier si costruisce raccontando la città del futuro e valutando continuamente e costantemente i risultati attraverso anche meccanismi di gestione che siano meccanismi fra virgolette seri. E poi, ripeto, ultimo ma non meno importante, progetti che vadano nella direzione di lasciare alla città qualcosa. La riqualificazione urbana legata agli spazi della cultura non si ferma al 2028, ma va molto oltre, anche per lasciare un segnale alle generazioni future. Abbiamo un minuto e mezzo per chiudere questo blocco. Vado di nuovo allora dal professore Paolo Dalla Sega. Dunque una candidatura che è una sorta di mix per riscoprire il senso di appartenenza, ma anche per creare un futuro condiviso con le nuove generazioni. Professore. Sì, l'ambizione è non solo di primeggiare, ma di insegnare qualcosa anche al resto del paese, al resto d'Italia,
di dimostrare alle città più grandi soprattutto e alle città più piccole che si può crescere, si può migliorare tenendo tutti assieme, senza essere foriere e luoghi di diseguaglianza come capita spesso alle città. Questo è proprio il vero progetto della città, far vedere che la città è un bel luogo dove stare tutti assieme senza lasciare indietro nessuno. Allora, scopriremo tutto, diciamo in maniera più approfondita, giovedì pomeriggio alle 17, quasi tutto chiaramente, Palazzo della Cultura, per confrontarsi, per avere un primo, diciamo, confronto vero tra le diverse anime che hanno poi messo insieme questo dossier per la candidatura di Catania, capitale della cultura per il 2028. Grazie al professore Paolo Dalla Sega, grazie professore. Grazie per essere stato con noi, grazie a Paolo grazie a voi. Di Caro, che è dirigente alla cultura del Comune di Catania. Ci dobbiamo fermare, ma per pochissimo, perché adesso vediamo e sentiamo intanto la sigla che ci porta ad un altro argomento che è completamente diverso. Noi dalla candidatura di Catania Capitale della Cultura 2028 adesso andiamo a scrutare le stelle con il nostro uomo delle stelle, che è Marco Amato. Può partire la sigla. Buongiorno Marco, arrivo allora da te stamattina. Di cosa parliamo? Buongiorno e intanto buon caffè. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno Sicilia. Allora, oggi a Marte, il pianeta rosso, come un amore che non posso, passa da Scorpione a Sagittario. Marte è un pianeta di fuoco e arriva in un segno di fuoco e si potenzia tanto. Incuriosito a associare Marte proprio a qualcosa di desueto in astrologia, ovvero il sangue. Ebbene, mi ha molto incuriosito l'intervista di Luca Argentero da Fabio Fazio, quando ironizzava sul fatto che a lui per non è stata data la laurea ad honoris causa, facendo il verso un po' a Verdone, per cui la sua azione di sensibilizzazione nei riguardi della tematica della malattia mentale è stata molto interessante, tant'è vero che è stato insignito di una laurea ad honoris causa in medicina. Ebbene, Marte ha molto più a che fare con la medicina di quanto non si pensa, perché a Marte, all'Ariete e allo Scorpione in particolare, viene associata la dottrina Esculapea nello zodiaco, ovvero la prima forma di medicina. Esculapio, ricordo, fu allievo di Chirone e divenne talmente bravo nella medicina da riuscire persino a resuscitare i morti. Per questo subisce la punizione della Iubris, ma questa è un'altra storia. Dunque, la laurea ad Argentero, che è un Ariete, probabilmente non arriverà, ma sicuramente la carriera di un Ariete in questo momento è un'ascesa. Per lo Scorpione invece siamo veramente in tematica e lo zodiaco prevede anche per il signor Verdone un'altra serie di riconoscimenti. Ariete, ebbene, siete il segno di Marte, proprio voi il primo, per cui uno stupendo martedì trigono vi ricarica. Ariete di nuovo in pista, Ariete di nuovo vincente. Toro, per voi invece la buona notizia è che Marte, uscendo dallo Scorpione, non è più in opposizione, quindi un periodo più sereno, meno nervoso, e smettetela, cari Toro, di mettere sempre in discussione le scelte che avete fatto al lavoro. Sono ottime, il tempo vi darà ragione. Voi volete certezze subito. Gemelli, per voi invece inizia l'opposizione, per cui è un periodo in cui dovrete stare un po' più attenti a ciò che dite. Voi siete il segno della comunicazione, con Marte contro, alcune battaglie potrebbero essere un pochino più aspre. Cancro, per voi perdete l'energia di Marte in Trigono che vi dava sostegno e forza, quindi inizia un periodo un po' con meno ansia da prestazione, un po' più sereno, meno risultati, ma sempre più equilibrio. Leone, vi energia perché Marte diventa di fuoco e quindi sostiene Ariete, Leone e Sagittario. Forza Leone, ancora una volta, nello zodiaco siete vincenti. Vergine, per voi inizia una quadratura, per cui inizia un periodo in cui non avrete il respiro, per cui la vostra ansia da prestazione e di precisione sarà messa alla prova. Bilancia, per voi un Marte amico finalmente, un Marte comunicativo che vi rende carismatici, la forza l'avete nell'area della comunicazione, quindi usatela per portare le cose dove volete che vadano. Scorpione,
Marte vi ha ricaricato parecchio, visto che è uno dei vostri segni, dei pianeti che riguarda il vostro segno. Adesso però Marte si fa concreto, si fa pratico e parla di economia e di risultati. Sagittario, Marte entra nei vostri gradi, quindi il Sagittario è più baldanzoso, forte e capace che mai. Auguri. Capricorno, per voi Marte arriva nell'area della 12ª casa. Dubbi, un po' di incertezze sullo staff o sulle relazioni che avete, ma razionalmente Saturno è forte, per cui sarete sicuri. Acquario, per voi il cielo è un cielo che parla di attività con amici, di lavoro di squadra, di passione e di seduttività diffusa. Pesci, per voi inizia la quadratura di Marte, per cui seppur avete un cielo molto solido, dovrete aggiustare alcune cose in corso d'opera. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata e a Catania di essere sicuramente capitale della cultura nel 2028. Buongiorno Sicilia. Grazie a Marco Amato. Adesso andiamo a vedere di nuovo i giornali, diamo di nuovo la linea ad Emanuela Corsi perché ci dà qualche notizia. Arriva dalla Francia questa notizia che ci dai? Sì, in realtà è uno scandalo che è scoppiato e che riguarda tra l'altro uno dei siti più famosi al mondo, Shein, che vendeva una bambola per pedofili. Vediamo bambola per pedofili in vendita online, Shein, che finisce sotto inchiesta. Era una bambola in silicone, costava 247 €, alta 80 centimetri, che raffigurava una bambina in sostanza, con i capelli decorati con un cerchietto, un vestito bianco e in braccio un orsacchiotto di peluche, un oggetto sessuale per pedofili. Del resto alcuni acquirenti hanno anche raccontato la loro esperienza nei commenti, quindi veramente una storia incredibile, Angelo. Sabato il prodotto è stato ritirato dalla vendita online, poche ore dopo il primo articolo uscito sul Parisien. Una bambola analoga era stata venduta anche su un'altra piattaforma cinese che è AliExpress e poi è stata ritirata, ma adesso naturalmente questi due colossi sono finiti sotto accusa e dovranno sicuramente rispondere, speriamo anche di cose anche abbastanza gravi. Vediamo il Messaggero del Veneto. Ordinano 5 kg di droga con il Corriere Espresso, ma diciamo non è andata bene, sono stati traditi dall'odore di marijuana, quindi la droga insomma viaggia anche col Corriere, ma intanto ti faccio vedere una notizia. Che di notizie strane però ce ne sono, anche tantissime. Di persone soprattutto strane. Soprattutto quello. E poi vediamo invece una notizia leggera. Lei non è strana, lei anzi è un grande talento della musica italiana. Parliamo di Giorgia, che si racconta al Corriere della Sera, dice: io come Terminator, ogni volta che, parlando di Sanremo, che lo accoppano poi rinasce. Rimpianti, ho rifiutato tante cose per paura dell'aereo. Questa è una grande paura di Giorgia che troviamo anche sul Messaggero di oggi, che le dedica appunto un'intervista. Punto a Sanremo, mi candido come direttore artistico. Beh, nei prossimi anni sicuramente vedremo che cosa succederà quest'anno. Grazie intanto a Emanuela. Noi ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia, l'augurio a tutti voi di una buona giornata. L'appuntamento a domani come sempre alle 8. Una buona giornata ancora.